Ho scelto questo istituto come ho scelto tantissime cose nella mia vita, non tutte, ma per caso. Perché per caso? Perché era la scuola più vicina a casa mia e quindi quella era, diciamo, la direzione. Avevo sentito parlare molto bene di questa scuola, quindi questa già era una cosa molto invitante e sono andato lì. 5 anni meravigliosi, ho conosciuto tanta gente, materie interessanti, tanto da apprendere, tante cose insegnate, tanti professori in gambissima, che ricordo ancora adesso con nostalgia. E poi mi ricordo bene, ad esempio, il carico di lavoro che era notevole. Mi ricordo in quarto istituto 24 materie da portare a casa, 24 voti con i laboratori. Poi eravamo anche nel periodo dell'alluvione, ora lì cambia casa, cambia di qua, cambia di là. È stato un periodo molto travagliato, poi io ho avuto un mio percorso personale difficile, io a 20 anni ero già da solo, non avevo più i miei. Avevo persone che mi remavano contro, quindi è stata dura anche uscirne dalla scuola. Comunque sono uscito bene, sono stato contento di questo. Mi è capitato un'occasione di andare in Sicilia tramite un mio amico Antonio Miola e lì ho passato 3 giorni di gennaio. Eravamo sull'autostrada Catania-Palermo, quindi si trattava di fare di oleodotti e gallerie. E mi hanno messo per 3 giorni, i primi 3 giorni in galleria. Così qualcosa non era funzionato in maniera corretta. E lì fango, polvere, umidità, frastuono, dico questo, pala in mano, dico no, questo non è il mio lavoro, signori. O mi tirate fuori o torno a casa, inutile che stia qui. Cosa hanno fatto? Hanno assunto un altro perito minerario di Caltanissetta, che lì c'è un'altra scuola analoga, e sono rimasto lì, mi hanno messo a controllare il gas, il grisù. Lei, scuola, da oggi controlla il grisù. Mai trovato, la minima traccia. Era come dire, stai fermo qui e non seccare. Poi è arrivato aprile, ad aprile finiva il turno, il primo turno. Arrivo a casa e trovo una sorpresa, cioè la cartolina precetto che mi diceva di recarmi a Roma il giorno 17, sempre dello stesso mese, al Comidifo, Comando Controllo Difesa. Quindi feci il mio periodo lì come allievo ufficiale di complemento AOC, 63esimo corso. Dopodiché, finito questo, tornai in zona e cominciai a lavorare con imprese edili. La prima a Sciusi, qui nel Bolzanino, un periodo non tanto lungo, poi in Falcade dove era sorta allora a quel tempo una cooperativa edile e lì ci sono stato 4 anni, poi ho deciso di andare via perché mi stava costruendo la casa, ho detto qui con le paghe che ci sono non è che si va lontano. Quindi sono arrivato, ho trovato un gruppo, un bel giorno, mi sono trovato in un gruppo strano di persone che parlava di andare via da Falcade, di lavorare all'estero. Mi sono informato un po' di più e mi sono trovato a Cenceniche, alla Tastella, a fare un colloquio con un signore che era di Falcade, che poi seppi era un alto dirigente, un dirigente veramente in gamba. E lì eravamo in tanti di Falcade e dintorni, una ventina di persone, facciamo il colloquio e dopo 10 giorni mi arrivò un telegramma a casa, presentarsi a Bologna il giorno X, oggi, vado, entro in questi uffici, alla Fochi Spa si chiamava, di Bologna, e guardo su una lavagna, c'erano tutti i nomi dei miei
colleghi o amici, conoscenti che avevano fatto il colloquio con me, sotto alla parola Baigi, che era un cantiere che avevo già sentito nominare, e io non c'ero. Dico, non lo so, vediamo un po'. Poi mi chiamano, il responsabile dell'amministrazione mi chiama, entro in piedi, mi guarda e mi dice: senta, per lei in Iraq non c'è nessuna possibilità di lavoro, come carpentiere come lei ha chiesto. A me interessavano i soldi, tra parentesi, no? Se vuole può andare come impiegato in Svizzera. Io rimasi lì attonito perché sapevo quanto erano le paghe in Iraq, per informato, non sapevo della Svizzera, non sapevo neanche che esisteva la Svizzera, che esisteva un cantiere, no? E quindi lì, in quel momento lì, mi si è decisa la vita, è un caso anche lì. Mi siedo o me ne vado? Perché mi ha detto, se decide per la Svizzera si siede, altrimenti amici come prima. E mi sono seduto. Ecco. Da quel momento lì è cambiata la mia vita. Sono partito il giorno 24 di febbraio dello stesso anno. Ho fatto il giro come tutti gli immigranti, Agordo, Padova, Milano, Chiasso e su, perché il cantiere era su, vicino al confine con la Germania. Arrivo su alle 7:30 di sera, alle 9:30, già buio, e ci avevano indirizzati all'albergo Blumen, Fiore, un albergo un po' così, un po' fatiscente, ma si chiamava Fiore, Blumen. Con titubanza apro la porta di questo albergo e vedo una mano sporgersi e una persona, una voce che mi dice: piacere Ganz. E io a quel momento lì, poi a porta sono rimasto di stucco perché Ganz è il cognome di Falcade. Si apre la porta e vedo che è un mio amico che conoscevo da Falcade. Ecco, da quel giorno lì poi io non ho più fatto il giro per Chiasso, Milano e via dicendo, perché già loro erano già abituati, facevano il passo dell'Alberg, Brennero e così, e quindi da quel giorno in poi ho cambiato strada anch'io, insomma. E mi sono accorto che lì dentro, in quegli uffici, sia negli uffici che anche fuori, nel cantiere, che il cantiere era la LAIB, è stata una centrale nucleare che funziona ancora, tra l'altro, da quel dì. E sì, da quel giorno noi facemmo il giro per l'Alber, per quella strada lì, perché tutti quanti, tantissime persone dei nostri comuni, Rivinallongo, Rivamonte, Agordo, Taibon, via attorno. Persone che conoscevo, tra l'altro, moltissime, ma non sapevo, io ero nell'altro settore, nel settore edile, e non mi ero reso conto della realtà di altre persone che non avevo avuto modo di conoscere perché erano via. Ecco, lì ci rimasi 2 anni fino all'83, poi mi ricordo che quando guardavo fuori dalla finestra mi dicevo: ma come mai che vedo tutto giallo? Perché? Perché il nostro capo progetto ci disse: ricordatevi che estero non è l'Europa, estero è al di là del mare, quell'acqua laggiù, lontano, quello è estero. E i prossimi cantieri saranno lì. Vabbè, dico, sarà quel che sarà. Lì dentro intanto avevo preso familiarità con quello che era il mio compito futuro poi. Si trattava di tubazioni, disegnazione di tubazioni, supporti, verifica in campo, gli as-built, cioè come erano stati sistemati, tante altre cose in termine tecnico che non sto qui a... Nell'84 a gennaio partì per l'Arabia Saudita e lì ci rimasi la prima volta che uscivo veramente all'estero come me, e lì ci rimasi 6 mesi, di solito i turni erano di 2 mesi e mezzo, 3, dipendeva dal posto a posto, 6 mesi, ma non tornavo più a casa. Perché? Perché altri amici miei che erano dell'ufficio tecnico partivano, andavano a casa, non tornavano più. Allora il capocantiere: scola, tappa il buco, per ben 2 volte, quindi sono andato a casa a giugno. Ci sono ritornato, ho finito tutto l'anno, poi l'anno successivo, e dopodiché ho cambiato altre direzioni. Ho fatto un periodo, lì
fatto bene. Lì in quel posto non era un granché, a parte il caldo, il freddo d'inverno, perché d'inverno fa freddo lì, l'escursione termica è sempre 20 gradi, al mattino trovi ghiacciato di fuori d'inverno, quindi non giri in maniche corte, a mezzogiorno era sui 20 e oltre, d'estate ti svegli coi 30 e ti svegli e vai a 50 e più. Comunque, lì il lavoro consisteva in costruire baie di carico, scarico, arrivava camion da tutte le parti, costruire building, abitazioni per gli autisti che facevano la spola tra quel punto di raccolta degli idrocarburi a altre zone che distribuivano. Finito lì venne in Italia e feci un periodo al Brasimone, al PEC di Brasimone. Prove elementi combustibili, tutti quanti ormai praticamente inutilizzati, e lì ci rimase parecchi anni e fu il cantiere più prossimo alla mia abitazione perché si trova a 300 km. Io in 34 anni, quello fu il cantiere più vicino. E lì ci rimasi fino al referendum del novembre dell'87, mi pare, referendum contro il nucleare, e lì novembre, quindi si avvicinava il dicembre, ero ancora lì, non sapevo cosa sarebbe stato il mio futuro. Avevo già prenotato il veglione di fine d'anno, no? E 2 giorni prima del veglione mi arrivò un telegramma dicendomi il giorno 30 recarsi in Egitto. E io ero un novellino, diciamo, perché ho cominciato questa attività dal civile al meccanico, avevo già 33 anni, quindi da poco avevo cominciata. E cosa dici? Di no? No, non potevo dire di no. E presi la valigia e me ne andai in Egitto. Arrivai in Egitto era tutto fermo perché erano tutti in ferie, ma comunque ero lì. E lì era bello, un bel posto. In Egitto era sul Sinai, un bellissimo posto. Il lavoro era sempre il solito, no? Tubazioni, supporti, verniciature, sabbiature, collaudi. Era un impianto vecchio da sistemare, da rimodernare, quindi taglia il vecchio, metti il nuovo. Si chiamavano i tain famosi, i tain. Quindi metti in sicurezza le linee vecchie, taglia e salda a fuoco, quindi c'era sempre il problema. E lì ci rimasi per un bel periodo e mi ricordo che da lì ebbi l'occasione per salire anche su al Monte Sinai, che è lì vicino. Anzi, ci feci una gara una volta con un mio coetaneo dal monastero di Santa Caterina, che si trova in basso, fin su in cima, una bella tirata. Un giorno la persi, un giorno la vinsi, comunque va bene così. Poi da lì ho fatto un periodo a Montalto di Castro, sempre in ufficio tecnico, come responsabile di ufficio tecnico, perché c'è la riconversione dal nucleare alle centrali termoelettriche. Lì si fece un lungo periodo, si faceva la strada in macchina ogni sera di domenica, si partiva alle 7 di sera per arrivare all'1 di notte e dopo ritorno al venerdì. Per 6-7 anni una cosa tremenda, avevo proprio la nausea del viaggiare in macchina, una cosa tremenda. Alla fine, per fortuna, questo finì, mi trovai in Sardegna, feci altri 2 cantieri, uno a Falconara e l'altro in Sardegna, alla Saras. Non più con la Fochi, che la Fochi aveva chiuso, era saltata, ma con un derivato della Fochi, perché alcuni dirigenti si erano messi assieme, formando un'altra società che poi durò fino al 2000. Ma io nel 1999 me ne andai, prima ero fisso, poi me ne andai come impiegato a tempo determinato, me ne andai con la Bonatti in Val d'Agri, in centro Ogli, per la costruzione del secondo treno di produzione Centrolio, che è un bellissimo posto, un bellissimo lavoro, sempre soliti materiali, valvole, stubi, supporti, sempre solite cose. E a un certo punto nel 2002 mi dissero: ma lei, signor Scolla, vorrebbe andare in Algeria? Io ormai tanti anni avanti non li avevo più, quindi dissi di sì, andare in Algeria.
E fu il periodo più bello, per conto mio, perché lì Algeria si intende però deserto del Sahara, quindi da Algeri un'ora di volo giù, si passava la catena dell'Atlante, si arrivava giù in mezzo alla sabbia, vicino ai pozzi, vicino alle fiaccole che fumavano di notte, una cosa paurosa. E lì ci rimasi fino a quando finì nel 2016 la mia attività. Lì feci tantissimi cantieri come responsabile di cantiere, col personale c'era personale espatriato, sì, ma la maggioranza chiaramente è personale locale. E dico una cosa che avrei dovuto dire prima: io mi ero abituato, avevo già capito da prima che le persone, quando le guardi, le devi guardare con un occhio particolare, non ti devi sentire superiore a chi è davanti, mai, perché se fai così ti capiscono e ti fregano. E lì mi è servito questo ragionamento qua, perché mi feci molti amici, molti mi scrivono ancora, molti mi seguono ancora, sui social ormai è molto facile, e non trovai mai nessun problema con il personale, anzi, feci tanti cantieri, ad esempio lavorai su stazioni di pompaggio, l'SP2, l'SP3, stazioni con 4 turbine che mandano il prodotto, l'olio su a nord, che poi va smistato in Spagna o in Italia a seconda. Poi fui impegnato sulla costruzione di una base de vie, si chiama, base di vita, base dove le persone dovevano stare lì per lavoro, per conto della British Petroleum, che avevano avuto un'incursione giù dal Mali, no? Che avevano ucciso parecchi espatriati, quindi lì sono stati costretti a fare delle basi in una certa maniera, con certe caratteristiche di protezione. È stato un lavoro impegnativo, poi i clienti sono più tenaci, mi sembra, sicuramente sono più tenaci, più esigenti, perché dicono: voi venite da fuori, venite qua, dovete rispettare alla virgola tutto quello che è scritto qua. E quindi bisogna filare in una certa maniera. Non era facile, era più la carta da fare che non le opere pratiche. E poi fece un grande periodo in una base che si chiama BRN, lì costruimmo una base per 200 persone, con officine, con magazzini. Un grande lavoro, un bellissimo lavoro, grande lavoro, e lì si trattava di collettare tutti i nuovi pozzi. Difatti il lavoro si chiama Travonov, lavori nuovi, di collettare tutti i pozzi che foravano in quel periodo e portare con le linee il tutto ai primi manifold di raccolta, no? Ma non c'era solo questo tubo da stendere, c'era tutta un'attività elettrostrumentale da fare, civile anche, non era una cosa così, detta così è facile, però poi bisogna essere lì. E le cose più importanti che facemmo lì sono state il posizionamento di pompe multifasiche sui pozzi che ormai non producevano più, nel senso che i campi minerari, i campi di produzione erano scesi di pressione a forza dello sfruttamento. Ora la pressione in testa al pozzo non arrivava più sufficientemente per pompare l'olio si intende petrolio, l'olio al centro di raccolta. Allora noi con queste pompe progettate da noi, però con pezzi americani, con pezzi italiani, con pezzi fatti sul posto, queste pompe multifasiche, che vuol dire che riuscivano a prendere olio, acqua e gas assieme e lo pompavano dove doveva andare. E quindi risolvemmo tantissimi problemi con queste pompe. Risolvemmo tantissimi problemi per il cliente. Queste pompe avevano un problema che ogni tanto, per causa dell'eccesso di gas, avevano delle rotture, quindi bisognava avere la rapidità di prendere il tutto, caricare su dei port charge, sui bassi carico, la pompa e il gru. Ci voleva un insieme di personale e di mezzi da inviare anche a chilometri e chilometri di distanza, perché i pozzi si chiamavano pozzi isolati, erano lontani dal centro della zona più abitata.
E lì era una corsa contro il tempo perché il cliente ti telefonava ogni minuto a dire allora quando, allora quando, allora quando, no. Era un interesse loro e anche per noi, perché per loro producevano e noi potevamo avere il ticket, mettere a ticket la giornata, no? Quindi una corsa contro il tempo, là non esisteva né giorno né notte, non esisteva né freddo né caldo, non esisteva né vento né ghibli né niente, bisognava correre. Su quei lavori lì non esiste nessuna scusa. Ora abbiamo fatto queste pompe interessanti, e poi un'altra serie di pompe per pompare l'acqua sotto al di sotto del campo di produzione. Si iniettava dell'acqua, si arrivava perfino a 350 bar in modo da aumentare la pressione dal di sotto e mandare l'olio verso l'alto. Riallacciandomi alla canzone di Gianni Morandi che dice, no, ogni 1000 uno ce la fa, io direi un'altra cosa per quanto riguarda la gente dell'Agordino, delle nostre zone, dei nostri periti minerari, perché il perito minerario sì è vero, no, che lui riceve il diploma e anche la valigia in mano, ma non tutti vanno in galleria o in miniera o sul settore specifico. Io conosco tantissime persone che nel loro campo sono dei grandi, anche se non hanno mai fatto l'attività per cui hanno studiato. Quindi io direi, all'incontrario, no, che su 1000 uno non ce la fa, secondo me, perché la gente delle nostre zone è gente in gamba. Io mi ricordo quando venivano dalla Francia a prenderci, col pullman ci prendevano alla Geoservice, mi sembra si chiamasse, ci portavano lì perché noi avevamo una conoscenza di cose molto elevata e eravamo pagati meno, ma eravamo bravi come loro, se non di più, come i loro ingegneri. Io mi ricordo di questo, quindi un grande onore alla scuola, peccato che il livello di insegnamento e scolastico sia sempre peggiore, però quel ricordo è bellissimo e il ricordo del lavoro che ho fatto, la mia vita di lavoro che ho fatto è bellissima. Quando sono tornato al mio paese ho chiuso la serranda, io non rimpiango un solo minuto di quello che ho fatto, se mi dicono di partire in qualche posto non mi interessa niente, ho girato abbastanza, ho preso minimo 400 aerei nella mia vita, io sono contento così e spero che la vita mi dia soddisfazione per il poco tempo che ci resta. Io ho avuto la fortuna di avere la moglie a casa che ha saputo stare al suo posto, come sono stato io, e quindi sì, perdi chiaramente, vedi i figli una volta ogni 3 mesi, e quasi quasi non ti conoscono, non c'è quell'affiatamento, però io sono uno dei fortunati perché so benissimo quanti e quanti sono tornati a casa, non hanno trovato né casa né moglie, quindi è un lavoro che ti porta, o ti porti la famiglia dietro o c'hai la moglie con la testa sulle spalle, se no è un disastro. Mio figlio è un perito minerario anche lui, si chiama Manuel e attualmente si trova in Germania con la Becker. E quindi ha avuto seguire il mio, però lui si è arrangiato da solo, non ha avuto bisogno di me. E sono contento di questo, che si è fatto la sua strada per conto suo, si sta facendo la sua strada da solo e sono contento. Ma le opportunità sono sempre più ridotte, perché la concorrenza con altri paesi è enorme. Guardiamo la Romania, ti vengono i rumeni qui, ti parlano 3-4 lingue, no? Tu vieni fuori dall'istituto, se no l'inglese lo sai. E quindi questo vuol dire tanto. Consiglierei comunque una scuola, perché è una scuola che insegna moltissimo, che ti apre la mente, poi dipende dai professori, dipende anche dall'alunno chiaramente,
Però io vorrei sentire che un giorno che la scuola mineraria sia stata rinforzata da questo punto di vista, rinforzata veramente per dare lustro alle nostre vallate. Sì, è vero che ti dà il passaporto in mano, la valigia in mano, ma finché siamo qui che dura la nostra fabbrica qui vicino, è una cosa. Se domani chiudesse o riducesse alla metà, sai, bisogna aspettarsi di tutto, no? Noi le valli nostre le abbiamo impoverite comunque, no? Le nostre valli ormai si stanno svuotando di persone, ma anche di menti che vogliono fare qualcosa. E restare sul luogo non è che ti apra tanto il cervello. Girare è opportuno ed è giusto, cercare di farle nella giusta dose, non esagerare, ma vedere nuove cose, nuove persone, nuovi modi di ragionare, ti insegna a essere diverso, ti insegna a migliorarti, a completarti.